Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. E allora alle 9, 4 minuti e 10 secondi, questo bellissimo valzer dal Gattopardo, valzer di Giuseppe Verdi, ci dà l'adito per introdurre e salutare il sottosegretario Alessandro Morelli. Ben trovato sottosegretario, buongiorno. Buongiorno a te Antonino, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E allora, vedo che stamattina non mancano, insomma, i motivi di discussione per quest'Italia da fare, anche e soprattutto con l'abolizione del super bonus e il ministro Giorgetti che secondo me da qualche notte non dorme per il buco potenziale che può arrivare addirittura a 200 miliardi nei conti dello Stato. Immaginiamo solo il peso del ministro Giorgetti riguardo appunto a questo tema. Noi stiamo cercando letteralmente di raschiare il fondo del barile rispetto alle necessità. Grazie a Dio, fortunatamente, le politiche di questo governo stanno portando a dei risultati economici assolutamente positivi in un quadro internazionale complicatissimo. Siamo comunque il paese che ha in Europa tra i partner una crescita migliore. Dobbiamo però sottolineare come questa purtroppo possa essere letteralmente tarpata, visto appunto questo enorme buco che viene causato da questa che è stata una scelta, ma più che una scelta per quanto riguarda l'idea, che insomma può anche essere positiva, come è stata messa a terra. Insomma, tutte le iniziative che hanno riguardato l'idea di Grillini potevano potenzialmente dal punto di vista ideale essere iniziative positive, poi però purtroppo nella loro applicazione, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza e quindi l'assistenzialismo che ha creato, schiavizzando ancora di più soprattutto determinate regioni, quelle del sud, dall'altra parte il super bonus che nell'idea poteva anche essere uno spunto positivo per il rilancio di un settore molto importante come quello dell'edilizia, poi però essendo stato un liberi tutti sappiamo come per esempio in alcune città di mare o di montagna le seconde e le terze case siano state rifatte con questo strumento. Certo, e naturalmente questo dimostra anche la lungimiranza di certe proposte che credo facciano il paio con i banchi a rotelle, solo che quelli sono costati un pochettino meno, almeno questo. Sottosegretario, questa settimana cosa c'è da fare per quest'Italia? Ma innanzitutto devo ricordare dai microfoni di Radio Libertà che proprio la settimana scorsa, nel termine della settimana scorsa, con il ministro Salvini abbiamo approvato nella sede del CIPES, cioè che è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il contratto di programma ANAS che in poche parole significa da qui al 2025 21 miliardi di investimenti tra nuove opere e soprattutto manutenzione. Sappiamo come in alcuni territori le manutenzioni riguardo alle statali in particolare siano molto importanti e qui Salvini ha inteso mettere il timbro su questo importante investimento del Ministero dei Trasporti e quindi di ANAS che sostanzialmente permetterà un letterale cambio soprattutto in alcune realtà. Se penso al nord, ragioniamo su per esempio Lombardia, Veneto, che hanno degli importanti Piemonte, che hanno degli importanti investimenti che superano per alcuni anche i 600 milioni di euro, ai quali dobbiamo aggiungere investimenti fondamentali come quelli delle Olimpiadi 2026, delle Olimpiadi invernali, che superano i 2 miliardi di euro almeno per le due regioni Lombardia e Veneto. Dall'altra parte la promessa di riqualificazione della statale 106 in Calabria vedrà un investimento molto importante di circa 3 miliardi da qui appunto ai prossimi anni. L'auspicio è che questo investimento possa finalmente far cambiare questo nome terribile, la statale della morte, in una statale di livello europeo. E questo, diciamo, chiude anche le polemiche rispetto alla realizzazione del ponte sullo Stretto. Sappiamo come in tanti si lamentano del fatto che
l'affermazione è ma mancano le strade e poi fate il ponte. Ecco, diciamo che chiaramente il ponte sarà un attrattore di investimenti, non solo pubblici chiaramente, e quindi da nord a sud ci sono degli investimenti molto importanti di riqualificazione di nuove realizzazioni, quindi per quanto riguarda il nord, le principali, le più importanti che possiamo rapidamente citare, chiaramente sono la conclusione dell'alta velocità, quindi dal confine ovest, dal Piemonte fino all'Austria, sostanzialmente con il tunnel del Brennero che chiuderà i propri lavori nel 2032. Investimenti per quanto riguarda le Olimpiadi, dicevo, di circa 2 miliardi di euro che sostanzialmente cambieranno il volto di alcune località turistiche e sciistiche del nord Italia, in particolare chiaramente Cortina, Livigno, Bormio, che diventeranno capitali mondiali dello sci grazie appunto agli investimenti legati alle Olimpiadi, e le infrastrutture ad esse legate, la statale Alemagna che porta appunto a Cortina, e dall'altra parte la 3638 che porta da Milano verso la Valtellina, che sono due statali in un unico grande asse che sostanzialmente sono l'unico vero collegamento stradale della Valtellina con il resto d'Italia. Infine possiamo chiudere con il Piemonte, gli investimenti che sono legati al quadruplicamento della Milano-Genova, che chiaramente attraversano e passano per il Piemonte, tangendo l'Alessandrino, e infine per quanto riguarda la Liguria, l'importantissimo investimento legato al porto, quindi la diga foranea di Genova, che sostanzialmente chiuderà il quadro trasportistico di queste grandi infrastrutture. Poi evidentemente ci sono tantissime piccole opere appunto che toccano solo per quanto riguarda ANAS i 21 miliardi di euro. Insomma, direi che è un'Italia abbondantemente dei sì. Però è altrettanto vero che ancora una volta siamo alle stesse polemiche che faceva l'Unità negli anni '60 quando si costruiva l'Autostrada del Sole, ed era la stessa osservazione che viene fatta adesso per il ponte sullo Stretto, e cioè negli anni '60 l'Unità, organo del Partito Comunista Italiano, scriveva: stiamo facendo l'autostrada da Milano a Napoli, ma mancano le strade nel resto d'Italia. Adesso la polemica adesso facciamo il ponte sullo Stretto di Messina, però mancano le strade in Calabria e Sicilia. Ma quando è che andiamo oltre queste storie e magari cerchiamo di tenere presente il fatto che a questo ponte lavorano i migliori tecnici del nostro paese, e questo rappresenta non solo un attrattore di investimenti per questo, diciamo, nell'interno dell'Italia, verso l'Italia, ma anche fuori, perché questo permette agli ingegneri italiani e alle aziende italiane di andare a competere nel mondo ad armi pari. Allora, ricordiamo che le nostre aziende, le aziende italiane, sono quelle che in questo momento stanno realizzando le principali opere infrastrutturali del mondo. Penso alla diga in Etiopia, la famosissima diga sul Nilo in Etiopia, penso ad altre infrastrutture di ogni genere, dalle metropolitane appunto alle dighe, alle strade e autostrade in giro per il mondo. Quindi francamente non abbiamo, i nostri ingegneri, le nostre aziende non hanno nulla da imparare proprio da nessuno. Detto questo, chiaramente la polemica politica è diciamo veramente sfiancante. Salvini per fortuna ha le spalle larghe oramai, dopo tutte quelle che ha passato, hanno cercato di fargli passare oppure che sta passando. Ricordiamoci sempre che Salvini ha processo per aver difeso i confini nazionali, perché tanti parlano, ma lui lo ha fatto e appunto oggi ne sta pesantemente pagando delle conseguenze che sono totalmente politiche, lo dobbiamo sempre sottolineare. Dunque quello a cui mi facevo riferimento è indubbiamente l'importanza di fare degli investimenti, che siano degli investimenti importanti, che poi chiaramente saranno, come ricordavi giustamente, dei grandi attrattori di ulteriori investimenti sia pubblici che privati, e dall'altra parte continuare negli investimenti al nord, perché chiaramente è inutile negarcelo e nascondercelo, il mercato è al nord, la grande industria è al nord, e quindi giustamente le imprese del nord hanno la necessità di continuare a volare. Questo si può attuare
proprio attraverso il continuo sviluppo delle infrastrutture che già ci sono, quindi il miglioramento di quelle infrastrutture. Penso per esempio all'attraversamento della alta velocità di Vicenza, che è già stato approvato, oltre 2 miliardi di euro di investimento da qui ai prossimi anni, proprio per completare quel percorso di alta velocità e alta capacità, che è esattamente coerente con il ragionamento che stavo facendo. Quindi giusto investire per reinfrastrutturare delle realtà che purtroppo non sono state infrastrutturate nel corso degli ultimi decenni, se non secoli. Dall'altra parte continuare gli investimenti per il miglioramento di infrastrutture che già esistono, ma che sicuramente con le nuove necessità, con i nuovi bisogni sia del mercato sia dell'industria pesante, che ancora grazie a Dio nel nord Italia esiste, necessitano per poter avere il mercato del mondo a propria disposizione. Questo sicuramente. Onorevole, stamattina ci allarghiamo un po' alla rassegna stampa di oggi. Stamattina qualche nostro ascoltatore ci pone questa domanda a proposito del caso Pioltello e ci scrive Francesco da Genova, arriva adesso con WhatsApp. Dovete spiegarmi, perché io sono duro di comprendonio, dov'è la polemica della scuola che chiude in occasione della fine del Ramadan? In fondo il giorno di festa è già stato recuperato, sarà recuperato, quindi i ragazzi non perderanno nulla. Anzi, io, visto che siamo in Italia, farei festa anche per ricorrenze buddiste in 2 altre religioni o tali, sintomo di grande democrazia. Che ne pensa? Io sono sconcertato delle polemiche riguardanti questa che è francamente una delle realtà che però ci servono per far capire all'opinione pubblica quanto in alcune situazioni, in alcuni territori, il rischio è che addirittura i buoi oramai siano scappati dalla stalla, perché purtroppo in alcune nostre realtà c'è una crisi di identità, della nostra identità, dell'identità che fa parte della nostra cultura, che è messa a repentaglio innanzitutto da chi questa cultura e questa identità dovrebbe difendere, cioè primo tra tutti gli insegnanti e i genitori, le famiglie, che a volte non si rendono conto di che cosa sta succedendo intorno a loro. E che cosa sta succedendo? Sta succedendo che io vengo da Milano, come voi sapete, come si sente dal mio accento, a Milano in alcuni quartieri oramai la lingua principalmente parlata è l'arabo. Ora, che non ci sia nulla di male nel parlare l'arabo a Milano, insomma, può essere anche valutato come un'opzione colorita. Che si festeggino determinate anniversari o eventi è una cosa assolutamente legittima, ma imporre o farsi imporre o addirittura imporre a se stessi, cancellando appunto la propria cultura e le proprie radici per una presunta volontà di integrazione di altri, questo francamente è complicato da comprendere, perché se ci si deve integrare nella cultura che ospita, a quel punto chiaramente si dovrà legittimamente chiedere di poter festeggiare nelle opportune maniere una festa che possa essere appunto di condivisione, e questo apre una possibilità di apertura mentale anche dei nostri giovani rispetto ad altre culture. Ma altra cosa è decidere molto spesso addirittura di castrare la propria identità, cancellando il Natale, cancellando Gesù Bambino dalle fiabe o dalle canzoncine che cantano i bimbi, e festeggiare in maniera organica, pubblica, addirittura con dei giorni di festività, delle festività che in Italia non esistono, non ci sono. Innanzitutto perché questo rende complicata la vita ai genitori e alle famiglie, sottolineo, avendo 3 figli, che se ognuno andasse in 3 scuole diverse dove ci fossero 3 tipi di culture differenti predominanti, diverse dalla nostra, per me sarebbe estremamente complicato poter gestire la mia agenda. Ma questo diciamo che è un dato basic che chiunque però sul quale dovrebbe ragionare. Dall'altra parte evidentemente
cioè la scelta di letteralmente uccidere la nostra identità a favore di altre identità che vengono in questa maniera parificate alla nostra identità. Sottolineo che questo è uno strumento non di integrazione ma di disintegrazione, perché fare in modo che si possano formare dei ghetti dove in alcuni quartieri a Milano si parla l'arabo, in alcune scuole si decide di festeggiare il Ramadan e altre situazioni che chiaramente possono coinvolgere potenzialmente anche altre culture, a questo punto sostanzialmente si definisce in maniera non critica il fatto che quelle culture siano culture predominanti. Ora, questo con l'integrazione, francamente, non riesco a capire che cosa c'entri. Esatto, anche perché voglio dire, l'antica saggezza popolare italiana dice: "Quando sei a Roma fai come i romani", e qualcosa vorrà pur dire. Anche perché se vuoi venire qui e fare come al tuo paese, tanto vale restare al tuo paese, mi sembra abbastanza lineare come Antonino, ma la cosa. cosa più grave è che questa ideologia di sinistra, perché poi di questo stiamo parlando alla fine, perché gira e rigira stiamo parlando sempre degli stessi argomenti, questa ideologia di sinistra che proprio per scardinare la nostra identità con un obiettivo politico, quello di scardinare l'identità dei popoli, perché solo scardinando l'identità dei popoli si può creare quella lotta di classe che oramai è sono termini legati all'800 e al 900, ma che dal punto di vista ideologico sono rimasti nel DNA di questi personaggi che sono cresciuti nel 68, negli anni 70 e che oggi purtroppo insegnano ai nostri figli. Ora, questi personaggi applicano l'ideologia, ma semplicemente perché oramai ce l'hanno nel DNA, non lo fanno neppure apposta, io me ne rendo perfettamente conto, ribadisco avendo 3 bimbi che vanno a scuola, quindi mi rendo conto che non lo fanno apposta, è nel loro DNA cercare di cancellare le radici culturali, le proprie radici culturali, pensando che le altre radici culturali che loro intendono, tra virgolette, rendere predominanti semplicemente per scalzare le prime, siano in quanto ospiti, tra virgolette, più deboli e quindi più facilmente aggredibili e sostanzialmente siano peraltro rappresentanti proprio della stessa classe, quindi delle classi meno abbienti. Peccato che questi personaggi oramai siano quelli che letteralmente girano col portafoglio nella tasca destra e l'Eskimo sulla testa. Quindi sia una cosa, questi famosi comunisti con Rolex, che sostanzialmente vivono in un proprio mondo, ci obbligano il resto della cittadinanza attraverso delle norme chiaramente, ma anche queste ideologiche, basate tutte sulla inconsapevolezza che siano norme ideologiche, perché ci sono cresciuti dentro e dunque ci obbligano ad andare in bicicletta nelle città, ci obbligano a fare determinate scelte pseudo green, per poi loro stessi essere durante il weekend, loro sia a Cortina, a Courmayeur o a St. Moritz, oppure durante il periodo estivo in qualche località di mare. E tutti gli altri, quelli del ceto medio, rimangono fregati del fatto di essere obbligati in quei giorni a dover girare come hanno deciso quegli altri. E infine, chiaramente, non si rendono conto invece della forza della, in questo caso non ideologica, ma culturale, delle radici che loro stanno invece facendo radicare anche nei nostri territori da parte degli islamici. Ora basta vedere che cosa sta succedendo in molte città dell'Europa, dove non pare più di essere in Europa, ma pare di essere in altre longitudini, perché interi quartieri sono letteralmente impenetrabili per i cittadini europei. Esattamente. Tra l'altro volevo osservare questo, che in questo periodo su a Cortina ci si sale col SUV, che visto il tempo che fa, e non mi pare che i SUV vadano con l'energia solare. Credo consumino ancora benzina o diesel, tra l'altro. Questo sempre in nome del fatto che nel 2035 dobbiamo abolire il motore a scoppio, così castriamo definitivamente un bel po' di industria europea e facciamo un favore ai cinesi, così per dirne una.
l'Europa ha deciso di uccidere l'industria pesante, in particolare l'automotive europea, ma l'Europa lo ha fatto anche qui, con degli spunti totalmente ideologici. Cioè, mentre da 30 anni a questa parte la Cina aveva deciso già di andare verso il motore elettrico, ma la ragione è molto semplice, Antonino. Allora la Cina poteva scegliere o sviluppare o addirittura acquistare delle intere aziende di produzione di automobili. Immaginiamoci 40 anni fa la Cina che compra la Mercedes, chiaramente una cosa impossibile da pensare, innanzitutto dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista geopolitico. Ma immaginiamoci che per avere dei motori allora performanti e sviluppare quei motori esattamente come ha fatto l'Europa nel corso di questi ultimi 100 anni, cioè le grandi case automobilistiche hanno investito, non possiamo neanche quantificare quanti corrispondenti miliardi di euro per sviluppare le loro automobili dalla bianchina, anzi dalla Topolino, fino ad arrivare a tue adorate Alfa alle fabbriche tedesche. Chiaramente la Cina non poteva recuperare tutto questo gap e altrettanto non poteva acquistare una grande casa automobilistica per, diciamo, azzerare il passato e partire da lì. Altrettanto non aveva chiaramente un settore industriale, una filiera industriale in grado di produrre auto in quel modo. Quindi che cosa hanno deciso 30 e passa anni fa? Hanno deciso di buttarsi sul motore più semplice che il mercato potesse mettere a disposizione, cioè il motore elettrico. Il motore elettrico è quel motore lì, può migliorare un pochino, ma il motore elettrico è quello. Quello che migliora, logicamente, sono le batterie, e su questo c'è una grande ricerca. Ma che cosa ha fatto la Cina? Sempre coerentemente con i propri obiettivi, cioè di arrivare ad essere top leader per quanto riguarda il motore elettrico. Si è accaparrata tutte le realtà dove vengono estratte e prodotte le materie prime legate alla produzione sia di batterie che di strumenti tecnologici e in particolare delle auto elettriche. Ora dunque l'Europa che cosa ha fatto? Mentre dall'altra parte c'è una pianificazione di questo tipo, certo è difficile arrivare a pianificazioni così perché ricordiamo la Cina è un paese con una dittatura comunista e quindi lì funziona così, o ti sta bene così o il giorno dopo non ti trovano più i parenti, questo è dato di fatto. In Europa è funzionato però alla stessa maniera, ma al contrario, cioè mentre vedevano che la Cina andava in quella direzione, peraltro i progetti del Partito Comunista Cinese nei piani quinquennali, decennali, eccetera, sono peraltro da alcuni punti di vista persino pubblici, ma si poteva osservare nel corso di questi anni in che direzione andavano, basta vedere gli investimenti che hanno fatto in Africa, casualmente in determinati paesi dell'Africa, dove casualmente appunto c'era una grande presenza di materie prime legate poi appunto alle batterie. Cioè l'Europa ha avuto tutte le possibilità di osservare e vedere che cosa stava succedendo. E che cosa ha scelto l'Europa? E oggi ne stiamo pagando pesantemente le conseguenze, ma molto semplicemente di andare verso quello che ricordavi tu, cioè l'indirizzo esattamente opposto, cioè cancellare l'industria europea dell'auto, per esempio, per arrivare al bando del 2035 il motore endotermico, benzina e diesel. Cioè una follia assoluta. Così ci mettiamo non solo totalmente in mano alla potenza cinese per quanto riguarda le materie prime a cui facevo riferimento, non solo in mano alla potenza cinese perché come sapete oramai da anni stanno producendo autovetture elettriche e quest'anno la BID, se vai a vedere su Google magari potrai approfondire con i tuoi radioascoltatori più tardi, sarà la casa automobilistica che produrrà più automobili al mondo. Ok? Al mondo, tutte automobili elettriche che stanno iniziando a sbarcare nel mercato europeo, compresa l'Italia. E dall'altra parte abbiamo deciso di uccidere quel tipo di industria, uccidendo così milioni di posti di lavoro in Europa. Come faremo a recuperare quei posti di lavoro? Ci raccontano che ci saranno nuovi lavori che nascono, ma francamente io di nuovi lavori ultimamente non ne vedo e altrettanto quando chiedo informazioni agli amministratori delegati delle grandi case automobilistiche, anzi questi mi dicono che ridurranno le presenze degli operai nelle loro big factory. Quindi dove andremo a finire? Andremo a finire in una situazione per la quale la ricca e opulenta Europa dovrà sempre mettere di più mani al proprio salvadanaio, che è sicuramente un salvadanaio ricco, per distribuire
soldi in giro per il mondo per comprare materie prime e quindi fare, se possibile, alcune piccole o grandi produzioni. Questa è la realtà che abbiamo di fronte, ma è una realtà che questa Europa, noi non siamo anti-europei, assolutamente. Io mi offendo quando mi dicono in televisione che siamo anti-europei. Noi siamo contro questo modello di Europa, che è un modello di Europa che ci ha sostanzialmente portato al suicidio, un suicidio chiaramente industriale, ma sarà un suicidio anche sociale, visto appunto siamo partiti nel ragionamento dal fronte della cultura islamica che oramai sta diventando predominante in molte nostre città, sicuramente lo è in molte città europee, addirittura in maniera molto più solida rispetto che da noi. E attenzione, tra i nostri ascoltatori che magari vivono in provincia e pensano, ma tanto chi se ne frega, queste cose succedono nelle grandi città, sappiate che invece tutto questo è come un sasso lanciato nello stagno. Il cerchio prima o poi si allarga sempre di più e arriverà purtroppo anche alla provincia italiana. Onorevole, noi siamo in chiusura, però diciamoci una cosa, chiudiamo almeno con un po' di speranza. È Pasqua, come la passerà e che cosa ci aspetta alla ripresa per quanto riguarda la politica? Chiaramente i giorni di Pasqua li passerò in famiglia con i miei bimbi, ma sottolineo che, visto che la speranza è la cosa più importante, e anzi ti ringrazio per questo spunto, che noi continuiamo a lavorare, chiaramente affiancando il ministro Salvini per quanto riguarda il tema dei trasporti e delle infrastrutture, ma continuiamo a lavorare perché il 9 di giugno ci possa essere veramente una riscossa europea, quello a cui facevo riferimento, e cioè dando forza alla Lega non solo durante la campagna elettorale, ma anche nell'urna, si possa veramente cambiare questo modello d'Europa, che è quel modello d'Europa a cui facevo riferimento, quello del suicidio europeo, verso la speranza europea. E l'unica speranza europea è che ci sia la Lega forte in Europa. Allora, buona Pasqua e al piacere di risentirci presto. A tutti voi, grazie mille, buona Pasqua. Grazie, adesso pausa liberamente e poi torniamo con un pezzo dei Trans Europa Express, Veramente amore del 1979, che qualcuno di voi riconoscerà. Era la sigla della domenica in 79-80. A tra poco. Avete ascoltato l'Italia da fare. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. I find you very attractive. Would you go to bed with me?